parte delle ambizioni di consolidamento in classifica del corso dall'app del sogno playoff dello Sporting Pallavicino. Amici di Sportisili, benvenuti al Centro Sportivo Santo Canale. Un saluto da Nicolò Ciluffo, questo è CUS contro Sporting Pallavicino, 25esima giornata del girone B del campionato Under 15 regionale. Le due formazioni, padroni di casa, che si schierano con un 4-3-3. Perrone manda in campo Anzalone, in porta difesa a 4 composta da Di Benedetto, Turci, Vitrano e Casisa. Il play basso è Bileci, le mezze ali sono Sollena e La Corte, poi Santoro, Mortillaro e Moglie a comporre il tridente offensivo a disposizione di Perrone, Bozzotta, D'Antoni, Goa, Caccel, Catanese, De Carli, Vetrano e Bocchisi. Risponde lo Sporting Pallavicino con un 4-3-1-2. Lapis schiera dal primo minuto Guglielmo in porta, difesa a 4 formata da Abate, Carpino, Boat e Barcellona. Il play basso è lo bianco, le mezzale sono Gallo e Nicoletti. Il tridente offensivo libero anche di spaziare, composto da La Spina, Runfolo e Leonardo. A disposizione di Lapis vanno Bordonaro, Gambino, Lobbino, Spataro, Donca e Scaffidi. Dirige l'incontro il signor Filippo Bilitteri della sezione di Palermo. Questa che è la 25esima giornata del girone B del campionato Under 15 regionale. Ultimi check da parte del direttore di gara. Primo pallone che sarà gestito dal CUS con Mortillaro, che toccherà per la prima volta in questa partita il pallone, la 25esima giornata che si è aperta nella giornata di ieri con la vittoria del Ribolla per 0-2 sul campo del Buon Pastore, 0-4 invece del terzo tempo. Sul Monreale il Palermo ha battuto il Bagheria 2-1, Villabata ha battuto la TF 2-1. Nel frattempo il fischio di inizio da parte del direttore di gara. Mettetevi comodi per questa partita. Dicevamo, Gonzaga invece ha pareggiato per 0-0 contro il Concadoro Monreale. E oggi le ultime due partite di questa 25esima giornata, ovvero CUS Pallavicino e Team Calcio contro Ciaculli. Il primo affondo del Pallavicino. Nicoletti prova ad uscire, palla al piede, finisce giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Barcellona con le mani, viene alzato il pallone a cercare Runfolo, poi lo bianco, prova ad uscire il CUS, in controllo in questo momento lo Sporting, richiama palla Anzalone, la fa sua Di Benedetto, pressato da Leonardo, rimessa laterale per il CUS. Prova a tenere palla Mortillaro, Sollena, Moglie viene incontro, cerca il suggerimento per Mortillaro, pallone corto e dunque break dello Sporting che prova a ripartire con La Spina. Viene chiuso Milleci, Mortillaro, va da Moglie, bella la girata di Mortillaro di prima intenzione, ma mette ordine il CUS con Santoro, viene un po' spintonato da Leonardo non fallosamente, dunque rimessa laterale per la formazione in maglia bianca Di Benedetto. Mortillaro prova a spizzare, c'è Moglie alle sue spalle, c'è Santoro che prova a mettere giù, eccolo qui, il numero 11 Santoro, un paio di finte, viene fermato però senza fallo, dunque può ripartire lo Sporting Pallavicino con Gallo che perde però un brutto pallone, numero di Sollena, poi bravo Gallo a proteggere il pallone, farsi fare fallo, dunque punizione per lo Sporting Pallavicino quando siamo entrati nel terzo minuto di partita. 0-0 tra le due formazioni che si affrontano al Santo Canale di
famoso Natale. Attenzione qui alla corsa di La Spina, bravo Anzalone a leggere la situazione. Santoro, ancora l'11, il punta Boatta, bravo a fermarlo. In avanti il Cus, dicevamo, centro sportivo Santo Canale, clima abbastanza freddoso, ogni tanto qualche folata di vento può anche condizionare chiaramente l'andamento della partita. Runfolo, spizzata di testa, Vitrano va da Mortillaro, da un attaccante all'altro, da una parte all'altra. Attenzione a Moie che prova ad infilarsi, bravo Boatta. Poi Runfolo. Moie. Pescato in posizione di fuorigioco e dunque calcio di punizione per lo Sporting. Sporting Pallavicino quinto in classifica a soli 3 punti dalla terza posizione occupata da Villabate e Ribolla. Lo Sporting che è in piena corsa per i playoff. D'altra parte in classifica, campionato di consolidamento per la formazione di Perrone. Calcio d'angolo, il primo della partita per lo Sporting. Battuta sul secondo palo, che finisce direttamente oltre la linea bianca, proprio dal fondo per il bus. Tutta calma Anzalone. A cercare Casisa, Vitrano è pressato ed apre da Di Benedetto, pressing asfissiante di Nicoletti, poi fa suo il pallone Anzalone, guarda il capitano Vitrano, prova a costruire dal basso il cross con Casisa, viene incontro Moie, la fa passare Moie, Guizzo del numero 18. Bravo lo Sporting con Nicoletti, prova a distendersi la formazione di maglia blu. Boatta va da Guglielmo, pressione di Moie, bravo Guglielmo, lucido, poi Boatta sbaglia la misura del passaggio, rimessa laterale per il Cus. Calmo Lorenzo, calmo! Viene incontro Moie, girata di prima intenzione. Leonardo, mezzo a 3 maglie bianche, continua a restare in possesso, poi finisce giù, guadagna il massimo da questa circostanza Leonardo. Calcio di punizione per lo Sporting Pallavicino, che fa salire i suoi saltatori. Sul punto di battuta c'è Boatta che lascia adesso a Runfolo. Conta i passi il direttore di gara, in barriera il solo Mortillaro del Cus. Verosimilmente questa palla verrà calciata direzione secondo palo. Runfolo, traiettoria insidiosa di Runfolo, Guizzo di Anzalone che para questa palla calciata da Runfolo, che ha sfruttato il vento a favore. Bravo, attento il portiere del Cus con un colpo di reni a mettere in calcio d'angolo il secondo dello Sporting Pallavicino in questi primi 8 minuti circa di partita. Prima grande occasione dunque per la formazione ospite. Altro pallone messo in mezzo, ancora una volta il vento
gioca un ruolo importante. Poi Anzalone si appara un tiro di prima, para anche in questo modo molto più agevolmente. Dal basso ancora una volta il Cus che cerca spesso di costruire le sue azioni anche rischiando qualcosina. È fortunato Di Benedetto che poi va in verticale. L'ultimo tocco da parte proprio di Di Benedetto quando ne ha metri lo Sporting, che con Ronfolo ha avuto la prima grande occasione della partita direttamente da calcio di punizione. Eccolo qui Ronfolo, finisce giù, non c'è fallo. Di Benedetto, di testa Nicoletti, allontana Sollena, poi Mortillaru fa valere il fisico, Moglie, scarico per Vitrano che ragiona e manda dall'altra parte Casisa, deviato il suo suggerimento, rimessa con le mani per il Cus. 10 minuti equilibrati fin qui tra le due formazioni quinta contro nona del girone B dell'Under 15 regionale. Nella scorsa giornata il Cus ha perso in casa della Fortitudo per 3-2. Sono bastati i gol di Ryan e Moye, mentre il Pallavicino ha battuto per 5-1 il Gonzaga. Pallavicino che è reduce da ben 7 vittorie consecutive. Sembra aver trovato la quadra Lapis, che non ha intenzione di fermarsi in vista del rush finale di stagione. Nicoletti sbaglia il tocco. Vede. Di Benedetto viene incontro Mortillaro, spizzata di testa, poi Moye, arriva prima Carpino. Attenzione a questa palla che vaga con la spina che prende il tempo a Vitrano. Ancora il 7, sfida il numero 6, mette in mezzo per Leonardo che viene spintonato, si ferma, poi addizione e Leonardo porta in vantaggio lo Sporting Pallavicino. Anzalone si era fermato, ma Leonardo ha comunque fatto gol e dunque cambia il punteggio al Santo Canale. Sporting Pallavicino in vantaggio con il suo numero 9, 0-1. Situazione abbastanza strana, inusuale, con Anzalone che si è fermato dopo la corsa di La Spina che ha messo questo pallone in mezzo. Duello tra appunto Leonardo e Anzalone. Anzalone ha poi alzato il braccio. Leonardo ha comunque fatto gol. Nessuna irregolarità secondo il direttore di gara, che è il signor Filippo Bilitteri della sezione di Palermo, e dunque cambia il punteggio con il vantaggio dello Sporting Pallavicino. 34esimo gol in campionato per Brandon Leonardo, che è il secondo capocannoniere del torneo, alle spalle soltanto di Balsamo del Palermo, che ne ha fatti ben 67 di gol, numeri impressionanti, pardon. Prova a reagire il Cus al 13esimo minuto di partita. Vitrano, Lo Bianco, Nicoletti viene fermato dal break di Sollena. Ancora in avanti il Cus, prova ad uscire con Santoro che va da Moye. Attenzione alla palla vagante, Leonardo ha ancora fame, tocco di Leonardo che passa in mezzo a due. Stavolta è bravo Anzalone
ad arrivare per primo sul pallone. Vitrano. Moie stoppa col sinistro, premia la sovrapposizione di Casisa. Poi Mortillaro, l'ultimo tocco è di un difensore dello Sporting. Dunque rimessa con le mani in avanti per il CUS. Casisa. Sbaglia il passaggio. Mortillaro. Ancora Casisa. Va via la Corte. La Corte calcia in porta. Murato il suo tentativo. Lo Bianco. Ribaltamento di fronte. Abate. Turci. Passa in mezzo a due Turci. Bravo qui in uscita il difensore centrale del CUS, che poi va da Mortillaro. Steso il numero 9. Calcio di punizione da un'ottima posizione per il CUS. (34) i gol di Leonardo in questo campionato. È davvero incredibile come non sia in testa alla classifica marcatore. Trovato davanti il calciatore del Palermo, che ne ha fatti circa il doppio. Palermo che è primo in classifica a 65 punti, un campionato dominato fin qui da parte della formazione rosanero. 20 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, una differenza reti che è circa di più 120. Mica a me, mi viene a me. Ah. Io sono vicino alla telecamera, mi viene a me. Parla vicino, no? Ok. Vabbè. Calcio di punizione per il CUS, con Mortillaro che è ancora intento a farsi curare dallo staff sanitario. In barriera c'è Nicoletti per lo Sporting. Sedicesimo minuto in corso, 0-1. Sistema la barriera Guglielmo. C'è Moie, c'è anche Turci dentro l'area. Pallone battuto, deviazione. La traversa dice di no al CUS. Grande chance qui per la formazione di Perrone. Traversa spizzata. Effettivamente l'ultimo tocco sembrava essere stato di un difensore dello Sporting Pallavicino, per questo le proteste della panchina del CUS. Vitrano. Casisa. Arriva prima Moie, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Dunque rimessa per lo Sporting. Con Abate. Viene cercato Leonardo. Poi mette giù in qualche modo lo Sporting. Allontana la Corte. Moie spizza di testa. Bravo Boatta ad alzare questo pallone per Leonardo, che fa sportellato in mezzo a tre. Tocca il pallone Leonardo. Bravo Anzalone. Nel frattempo c'è un calciatore del CUS che è a terra. Sembra essere proprio Mortillaro. Poco fa ha subito una botta. Era già stato curato dallo staff sanitario. Viene gettato il pallone fuori con Mortillaro, che vedremo se riuscirà a restare in campo oppure no. Sembra proprio di no, perché esce Claudicante dal terreno di gioco e dunque primo cambio forzato per il CUS. Fuori Mortillaro, dentro Gowa con la maglia numero 14.
Vediamo adesso se cambia qualcosa dal punto di vista tattico. Perrone, una sostituzione che certamente può pesare in questa partita con Mortillaro, che è il miglior marcatore del CUS a quota 11 reti. La Spina, Vitrano, va dalla Corte che però non stoppa, dunque abbatte con le mani. Sollena, sembra aver spostato la Corte da esterno d'attacco Perrone, mentre Goua è andata a fare la mezzala al fianco di Billeci. Questa dunque la variazione non tanto tattica quanto tecnica, perché la mezzala, appunto la Corte, è stata spostata da esterno d'attacco con Moie che è andato a fare il centravanti al posto di Mortillaro. Calcio di punizione per lo Sporting Pallavicino. Tutto lungo a cercare Leonardo, non può arrivare, dunque Anzalone in calma fa salire i suoi compagni. 0-1 quando entriamo nel 21esimo minuto di partita, circa 15 minuti più recupero alla fine della prima frazione di gioco di questa 25esima giornata dell'Under 15 regionale siciliano. Spezzata di Ronfolo, Leonardo prova ad arrivare sul pallone, l'ultimo tocco è di un difensore del CUS, dunque calcio d'angolo per lo Sporting con Ronfolo che sta per battere, alza una mano, chiama uno schema Ronfolo, pallone sul secondo palo, di testa allontana in qualche modo Turci. Vitrano, Anzalone, pressing di Ronfolo, esce palla al piede il CUS, bella qui la giocata di Santoro, torna su di lui però Nicoletti, è stato fallo comunque. Santoro toccato nel piede destro, dunque punizione per il CUS. Villeci, cerca Moie, passa il pallone, Moie prova di infilarsi, Guglielmo è sicuro in presa bassa. Boa dice il pallone, la Spina lo protegge e va da Ronfolo, finta di Ronfolo che entra dentro l'area, passa in mezzo a tre uomini e ci prova Turci, in compartecipazione con un compagno lo ferma. Calcio d'angolo, il quarto in favore dello Sporting Pallavicino. Poi in difficoltà il CUS da quando soprattutto è uscito a continuare a costruire occasioni da gol. Pallavicino in controllo di questo vantaggio che è arrivato all'11° minuto grazie al gol di Leonardo. Traversone, allontana il CUS, poi Gallo alza un campanile, controlla l'uscita del pallone Anzalone.
Pallavicino, che è il terzo miglior attacco del campionato, a quota 76 gol, la formazione di Lapis, e anche la quinta miglior difesa, con soli 24 gol subiti, la media di un gol preso a partita. Cus che invece ha un'ottima difesa perché prende anche pochi gol, la sesta migliore del torneo, qualche problema in termini di finalizzazione, decimo miglior attacco del campionato per il Cus con 40 gol fatti. Casisa cerca Gowa che tocca per la corte è in buca per Moye, che poteva essere probabilmente in posizione di offside, ma si gioca ancora Moye. La corte vince un rimpallo, poi Moye, messa laterale per il Cus. La corte apre per Santoro contro Nicoletti, sfida tra numeri 11, la vince quello dello Sporting Pallavicino perché guadagna rimessa con le mani. Moye stoppa, si gira in un fazzoletto, Moye calcia in porta, eccolo qua lo squillo del Cus con Moye che ha stoppato il pallone, si è girato e ha calciato, non trovando però lo specchio della porta, difeso da Guglielmo. Si alza un po' di vento che non ha giocato sicuramente a favore di Moye in questa circostanza. Barcellona di testa, Leonardo segue la sfera, finta, bravo di Benedetto, poi Santoro 1-2 che si chiude, che però non va a buon fine. Nicoletti non può arrivare Gowa, messa laterale per lo Sporting. Entriamo nel 27esimo minuto di partita, 0-1, decide Leonardo fin qui. Runfolo, passi in mezzo a 2 Runfolo, in mezzo a 3, poi ancora fermato sul più bello da Sollena, bravo Runfolo, a saltare un paio di avversari. Poi nel momento in cui probabilmente stava per calciare verso la porta di Anzalone, bravo la mezzala Sollena a chiuderlo. Quinto calcio d'angolo per lo Sporting, viene incontro la Spina, va sul destro, mette in mezzo la Spina per Leonardo, 0-2, che gol del numero 9 dello Sporting Pallavicino, bellissimo il gol numero 35 in campionato di Leonardo, che ringrazia la Spina per questo assist. 0-2 al Santo Canale. Brandon Leonardo, doppietta, davvero una bella combinazione dalla destra con la Spina che è andato sul fondo, ha crossato in mezzo e di prima intenzione in girata Leonardo ha fatto 0-2. Pallavicino sulle spalle
del suo numero 9. Azione d'orgoglio del Cus, che però perde quella frazione di secondo in più per battere questa rimessa e trovare impreparato lo Sporting Pallavicino. Moje, traiettoria strana, che finisce al di là della porta difesa da Guglielmo. Tutta calma lo Sporting. Leonardo, sovrapposizione premiata di Barcellona. Cambio qui, fischiato dal signor Billecci. Turci, Di Benedetto, chiusura di Runfolo. Barcellona, pressing di Santoro. Runfolo, Lo Bianco, Leonardo, finta e va via. Mette in mezzo col mancino, chiusura puntuale di Di Benedetto. 5 minuti circa alla fine del primo tempo più recupero. Runfolo, Veronica, ferma Santoro. Runfolo, Moje lo ferma. Turci, La Corte punta il suo diretto avversario e manda Casisa verso l'area di rigore avversaria. Troppo lungo però il suo passaggio, dunque rimessa laterale per il Cus. Santoro prova a sfruttare questo lancio di un compagno. Bellissimo lo stop di Leonardo, che poi fa un'apertura fantastica per La Spina, che corre e rimette in mezzo per Leonardo. Ma che gol dello Sporting Pallavicino! Ancora Leonardo, la tripletta, altro assist di La Spina. Ha iniziato lui l'azione e l'ha conclusa con il colpo di testa che dà il terzo vantaggio allo Sporting. Bellissimo ancora una volta l'aggancio di Leonardo, che poi ha fatto l'apertura di mezzo esterno per La Spina, che ha nelle sue corde questa caratteristica di andare sul fondo, crossare e trovare, anzi pescare il numero 9, che fa 0-3 al 32. Tripletta per Leonardo, che va dunque a quota 36 in campionato. Davvero bello il gol dello Sporting. Abate cerca ancora La Spina, stavolta arriva Vitrano, che mette in fallo laterale. Vitrano, si corre, ma arriva il doppio fischio del direttore di gara, perché il pallone era andato al di là rispetto alla linea bianca, dunque rimessa laterale.
avanti. La prendo. Oh, ma visto come la No, io ora. Tu lo sapevi? Il prossimo turno il CUS sarà ospite del Concadoro Monreale, mentre il Pallavicino affronterà in casa la capolista Palermo. Si riprende a giocare. Pressing di Moie, che poi tocca per nessun compagno. Nicoletti si propone sull'out di sinistra, viene servito. Nicoletti si porta però fuori il pallone, dunque rimessa laterale per il CUS quando stiamo per entrare nell'ultimo minuto di primo tempo. Vedremo di quanto sarà la segnalazione del recupero da parte di Pillitteri. Nicoletti cerca Leonardo, Turci controlla, rinvia dal fondo per il CUS. Moie la chiama Guglielmo, che gestisce bene la pressione di Santoro. Nicoletti sbaglia il passaggio. Di Benedetto va da Santoro, che è in posizione di fuorigioco. Siamo mai. 4 minuti di recupero segnalati adesso dal direttore di gara. Goa, Rumfolo, Vitrano, apertura d'esterno, Gallo, La Spina, cerca Rumfolo, Vitrano chiude in scivolata. Bravo qua il capitano del CUS a fermare l'avanzata di La Spina, che ha fatto 2 assist quest'oggi. Rumfolo ancora a cercare il numero 7, chiude Vitrano, La Spina punta Casisa, il 7 contro il 3, La Spina temporeggia, mette in mezzo a cercare il solito Leonardo, chiude Turci. La Spina, traversone per Leonardo, bravo ancora una volta Turci a mettere in calcio d'angolo. Sesto per lo Sporting, va alla battuta Nicoletti. 2 minuti circa al duplice fischio che manderà a riposo CUS Sporting Pallavicino, questa che è la 25esima giornata del girone B, campionato under 15 regionale. Nicoletti per La Spina che alza il pallone, Leonardo prova ad arrivare, allontana il CUS. Di Benedetto, Santoro, chiude Nicoletti, poi Lo Bianco, pressione di Moie, fallo.
messo sullo bianco, rimangono giù 2 calciatori, uno per squadra. Si atterra anche Villeci del CUS. Sembrerà allungato di qualche secondo, dunque il recupero. Ha un cartellino giallo in mano il direttore di gara, che ammonirà verosimilmente Villeci per il tackle commesso sullo bianco. Ecco qui, primo ammonito della partita, il numero 10 del CUS, Villeci. Calcio di punizione dunque per lo Sporting Pallavicino, per quella che è probabilmente l'ultima occasione del primo tempo, con Boatta sul pallone. Conta i passi il direttore di gara. In barriera ci sono Sollena e Moye. Non ce l'ha in porta probabilmente Boatta. Fischia l'arbitro, va Boatta, pallone che sfiora l'incrocio dei pali del CUS. Vitrano, si gioca ancora, Moye allarga per Villeci che è rientrato dopo l'infortunio. Siamo già a 5 minuti di recupero, dovrebbe arrivare a breve il fischio dell'arbitro. Quello bianco, la spina, Moye, la corte, finta e va via. La corte, occasione CUS. Santoro si era buttato alle spalle della difesa avversaria e in questa occasione arriva il duplice fischio del direttore di gara. Va da riposo sul punteggio di 0-3 CUS e Sporting Pallavicino. Voi restate qui, a breve il secondo tempo di CUS Sporting Pallavicino sul canale YouTube di Sportisili. A tra poco. Nodo intrecciato da provare a sciogliere, quello di oggi tra Leonfortese e CUS Palermo, biancoverdi che cercano la seconda vittoria consecutiva in casa per allontanarsi il più possibile dalle zone buie della classifica. Chi vuole a tutti i costi riemergerne è invece il CUS, rivallo che può diventare buono per il numero 11, che poi è sfortunato. Allora meta, calcia da lontano di Salvo in 2 tempi mentre il periodo natalizio. Attenzione qui a meta, ottimo lavoro dal numero 7 che poi calcia, simile alla conclusione di prima di Piuca. La palla è buona per Sheriff, punta Nuccio, ce l'ha sul destro, rientra, una finta ottima, calcia di punta, trova Melissano. Nuccio, ottima la sterzata, ce l'ha sul piede meno educato. Palla buona per meta, dentro da Lentini, lo stop è buono, Lentini calcia addosso a un avversario e poi arriva Di Salvo. Si allarga tutto solo Sheriff, Mustacciolo va in porta, Melissano la blocca. Attenzione anche al mancino di Alessio Scozzari. Va Mustacciolo, ancora Niang per Di Perna. Centralmente a cercare Caputa, buona la giocata, Caputa si gira, va giù, tutto regolare. Va da Lentini, sterza ancora, cross morbido sul secondo palo, cervello, arriva Nuccio, sopra l'indietro, dribbling, dentro, palla deviata a Parisi, disegna una traiettoria poco fuori all'area Parisi, in 5 dentro, parte il cross morbido per la testa di meta, tanto campo qui il 2 decide di andare con il lancio lungo a cercare Caputa,
che salta il portiere Caputa, dentro c'è una deviazione, c'è calcio d'angolo. Battuta adesso, Girgenti. Si ferma, cross basso, calcio di rigore per la Leonfortese. Fischia l'arbitro, parte meta, parata di Di Salvo, battuto malissimo il calcio di rigore. Buona la palla per Nuccio ancora, che galoppa, diventerà il cross, lo fa partire, c'era l'idea, poi Danca si appoggia su Girgenti, gira il destro. A Girgenti il cross è buono, non esce bene il portiere, calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, è 0-0 il finale. Entusiasmo ritrovato in trasferta, adesso la continuità che può essere agevolata dal proprio pubblico per tornare in alto. Amici di Sportissili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci Pro Falcone. Siamo nella 20ª giornata del girone B di promozione siciliana. Serio in mezzo, primo palo, il pallone scorre, c'è il gol da parte di Chiazzese che si è inserito e ha messo dentro il pallone dell'1-0 per il Geraci. Il pallone non finisce in fallo laterale perché viene recuperato di nuovo per un nuovo cross. Villar dalla distanza attraversa rete, c'è il gol, convalidato il gol a Villar, magia dell'argentino, il raddoppio del Geraci dopo 10 minuti. La squadra di Alici viene da 8 risultati consecutivi senza vittoria. C'è anche la capolista da affrontare. Nel frattempo l'Aspra sta perdendo 2-0. Serio, rovesciata debole sul palo. La pressione Serio in mezzo al campo, lancio lungo verso Marrone, lo va a disturbare Chiofalo. Marrone si accentra, calcia Marrone, 3-0 in 13 minuti. Geraci che esagera, il gol anche da parte di Mirko Marrone. Sale la Pro Falcone, pallone in mezzo, colpo di testa, Matteo Alessandro sulla traversa, occasione. Marrone dall'altro lato, Gonzales potente, ben fatta. Cross in mezzo, colpo di testa di Chiazzese, arriva dalle retrovie Maisano, oltre all'incrocio, ma non è andato lontano nel centrare la porta. Serio recupera e fa correre il Geraci. Marrone a piccoli passi per Serio, ben fatta in due tempi. Invece il Geraci andrà a Sant'Agata di Militello contro il San Fratello. Serio, sinistra da fuori, ben fatta in angolo. Marrone contro Russo, la meglio, calcia Marrone, pallone che finisce fuori. Terzo angolo consecutivo, Serio, ben fatta e mette dentro Chiazzese e in fuorigioco. Serio, cerchio di centrocampo, tanto spazio a disposizione, largo da Gonzales, ha davanti il portiere sul primo palo, Marrone! Il gol del 4-0 di Mirko Marrone, doppietta personale. Velardi si ferma, il campo è finito, rientra a superare Chiofalo, Velardi, ben fatta! Intanto la barriera del Geraci è composta da 5 giocatori. C'è la battuta sulla traversa di Bucolo, Petruzzi. Arbitro che ha il fischietto in bocca, manda le squadre negli spogliatoi, ufficiale il 4-0 del Geraci sulla Pro Falcone.
No, fine settimana, no, non ci come fare? Ma lo sabato, non è Sì, morivano, finivano e morivano. Cosa da Gioele?
0-3 la prima frazione di gioco tra Cus Sporting Pallavicino grazie alla tripletta di Leonardo. Cambio per il Cus, fuori con la maglia numero 3 Casisa, entra al suo posto D'Antoni, per questo secondo tempo valido per la 25esima giornata del girone B del campionato Under 15 regionale tra Cus e Sporting Pallavicino. Ultimi check da parte del direttore di gara che fischia adesso con l'immediato tentativo da parte dello Sporting. Si riparte dunque dallo 0-3. Rapido recap delle due formazioni. Cus che si schiera con un 4-3-3 tra i pali Anzalone, difesa a 4 composta da Di Benedetto, Turci, Vitrano e D'Antoni che ha preso il posto di Casisa. Il play basso è Bileci, le mezze ale sono Sollena e la Corte, anzi la Corte è partito da mezzala, adesso fa l'esterno, mentre Gowa fa la mezzala e poi attacca a 3 composto da Santoro, la Corte e Moie. Questo l'11 del Cus, è stato costretto a cambiare qualcosa per l'infortunio dell'attaccante Mortillaro. Risponde lo Sporting Pallavicino, Guglielmo tra i pali, difesa a 4 composta da Batte Carpino, Batte Barcellona. Nel frattempo ci prova il Cus con Moie. Centrocampo a 3 formato da Lo Bianco, Gallo e Nicoletti, mentre in attacco ci sono La Spina, Runfolo e Leonardo, autore di una tripletta nel primo tempo. Sporting Pallavicino che con questi ipotetici 3 punti aggancerebbe al terzo posto il Villabate. Uno Sporting Pallavicino che è reduce da 7 vittorie consecutive, una squadra compatta che ha anche delle individualità importanti come La Spina e Leonardo in attacco. Runfolo prova a passare, viene fermato da Santoro che cerca Moie, Boatta allontana per La Spina, D'Antoni lo ferma, rimessa laterale per lo Sporting Pallavicino. Abate, La Spina la fa passare, mette in mezzo sul secondo palo dove non c'è nessuno ma si complica la vita di Benedetto, poi Anzalone in qualche modo riesce a recuperare il pallone, ma che rischio qui per il Cus. Turci, Nicoletti cerca La Spina, Gowa mette ordine e apre per Santoro, break di Nicoletti, esce lo Sporting, ancora il numero 11, poi Leonardo viene cercato, pallone che viene fermato di fatto dal vento che non favorisce la corsa del numero 9. Abate scarica per Guglielmo con freddezza e lucidità, l'estremo difensore dello Sporting. Gallo prova ad andare via, ancora Gallo fermato, Moie qualche scaramuccia di troppo nei pressi del cerchio di centrocampo. Il gioco infatti si è fermato, credo che i protagonisti siano stati D'Antoni e Gallo. Un po' di nervosismo.
Richiamo solo verbale del direttore di gara. Si riparte nel possesso del CUS Billecci. Ottima la copertura di Abate, poi Gowa verticalizza per Moglie, però non può arrivare, rimessa con le mani per lo Sporting Pallavicino. 41esimo minuto di partita, ancora 0-3 qui al Centro Sportivo Santo Canale. Gallo non arriva. Vitrano. Sollena. Moglie combatte contro Carpino. Passa Moglie in qualche modo, che poi apre per la corte col mancino, palo pieno, poi Santoro riapre la partita il CUS al 41esimo minuto, il gol di Santoro dopo il palo colpito dalla corte. 1-3. Eccolo l'episodio che aspettava il CUS per rientrare in partita, e lo fa grazie al gol di Santoro, il più lesto di tutti dentro l'area di rigore dello Sporting Pallavicino. La corte aveva colpito il palo, la palla è rimasta lì, l'ha messa dentro Santoro. Adesso con grinta il CUS prova a cavalcare l'onda dell'entusiasmo. D'Antoni, Gowa sbaglia l'appoggio, rimessa laterale per lo Sporting, che non deve perdere la concentrazione. Lo Bianco, Runfolo, apertura per la Spina, di testa d'Antoni, poi Leonardo ancora, Turci lo ferma, Boatta, è difettoso il controllo, riesce comunque ad uscire lo Sporting Pallavicino. Stesso Runfolo, non c'è fallo. Adesso bella partita, tanta intensità, squadre anche un pizzico lunghe. Santoro, galvanizzato dal gol dell'1-3, apre per Sollena, che però non arriva, dunque rimessa per lo Sporting. Imbucata Turci, apre per la corte che ha propiziato il gol dell'1-3. La corte col mancino, deviazione, calcio d'angolo per il CUS, che sta alzando i giri del motore in questo secondo tempo. Battuto corto, la corte con il sinistro, arriva Santoro, finta di Santoro che passa, può metterla in mezzo, Santoro, deviazione, Turci poi al volo, troppo poco per far male a Guglielmo. All'andata il Pallavicino lo scorso 12 novembre ha battuto il CUS per 2-1 grazie ai gol di La Spina e Runfolo. Oggi è un'altra storia, il punteggio è di 1-3, tripletta di Leonardo e poi il gol di Santoro a tenere viva la partita. Buona! Primo tempo meglio lo Sporting, secondo fin qui bene anche il CUS. Runfolo è pressato, perde il pallone. Attenzione al CUS che prova a distendersi.
con la corte e Moie commette fallo. Il numero 18 è rimasto giù Carpino. Ingresso infatti dello staff sanitario. La 25esima giornata del girone B si è aperta nella giornata di ieri con la vittoria dell'Academy Ribola sul campo del Buon Pastore 0-2, poi 0-4 del terzo tempo sul Monreale, 2-1 per il Palermo che ha superato di misura il Bagheria, la TTF 2-1 e infine il pareggio tra Gonzaga e Concadoro per 0-0. Oggi Cus Pallavicino e infine chiude il quadro di calcio contro Ciaculli. Il programma mattinata. Ancora a terra Carpino. Siamo nel 46esimo minuto di partita, 1-3 tra Cus e Sporting. Potrebbe esserci un cambio. Si parla anche di ospedale, quindi attenzione alle condizioni di Carpino. Si è aperto probabilmente in testa il numero 3 dello Sporting Pallavicino. Momenti di apprensione qui al Santo Canale. Sembra comunque preoccupante la situazione. È chiaro che con un'apertura, un taglio netto in testa non può continuare probabilmente la sua partita Carpino. La diretta di cosa fare mi sfruttano Materazzi. C'è un mucchio di gente attorno a lui. Ancora disteso a terra il numero 3. Fallo essere subito. Alzalo che se non entra tocca. Alzalo se non entra tocca. Vai, tocca il tuo momento. Sta per entrare Tocca, la maglia numero 16 al posto di Carpino. Il primo cambio anche per lo Sporting. Si rialza comunque con le sue gambe Carpino, questa è una bella notizia. Esce facciato dal terreno di gioco. Applausi del pubblico al suo posto, dunque entra Tocca. Bravo Carpino! Non uscire però. Sei un uomo, però non uscire che se non c'è se tocca. Ah, perché è scandaloso. Oh, sta palla ancora non esce. Anzi no, entra Gambino Gioca scandaloso. Dove si risiede? al posto di Carpino. Lunga interruzione per l'infortunio del numero 3 che esce fasciato dal terreno di gioco. Nel frattempo anche Mortillaro, che è uscito invece nel primo tempo per infortunio, rientra zoppicando per restare vicino ai suoi compagni di squadra. Ma perché qua sopra non ci possiamo mettere? Lascia per il bianco.
da circa 4 minuti il gioco è stato fermo. Si riparte con il possesso per lo Sporting Pallavicino. Goa, Moye, Sollena, chiude Barcellona e protegge il pallone che va out. Entriamo nel 51esimo minuto di partita, poco più di 20 minuti più recupero, che sarà certamente corposo visto la lunga interruzione per l'infortunio di Carpino. Doga si sta riscaldando. Si è rialzato giù. Barcellona va da Runfolo, fermato da Turci. Doga si rialza e tutta la panchina e tutta la tribuna cade. Appena entri facciamo l'applauso. Si sente più importante. Boatta Doga, non ti preoccupare! Vai Doga! chiama il pallone Anzalone, ma subito da D'Antoni. Non ci offendiamo! D'Antoni verticalizza per la corte, c'è anche Moye, fa buona guardia però Boatta, attenzione alla corte, Boatta mette in calcio d'angolo, guadagna metri il Cus. Vai Camarda! Camarda! Quanto manca? Corner battuto per Moye, non riesce però a staccare. Dunque Santoro, altro cross, allontana Leonardo, Pitrano palleggia e tiro, blocca centrale Guglielmo. Rilancia Guglielmo, non è preciso però. Oh, mi ha battuto di orecchini, lei è più grande di me, non vale. Barcellona. Fase di stallo della partita dopo il gol del Cus che ha riaperto il match. Le squadre hanno perso un po' di intensità. Cus che comunque sta cercando di tenersi stabilmente nella metà campo dello Sporting Pallavicino per cercare di riaprire definitivamente la partita. Moye ci prova adesso Santoro, allontana Nicoletti, poi di Benedetto, Murato guadagna rimessa, lo Sporting sì, il pallone va oltre dopo il tocco di Sollena. Protesta da parte della panchina dello Sporting Pallavicino. La corte, tackle di Lobianco, Runfolo, fallo per punizione Cus. Pitrano si fa vedere D'Antoni, Pitrano sceglie Moye che poi allarga per il 13, non è preciso però Moye. Sbaglia la rimessa, abbatte Moye, la corte prova a passare, viene fermato, poi Turci apre, si era inserito di Benedetto, poi Nicoletti
Turci col fisico lo ferma. Di Benedetto. Sollena. Cross sul secondo palo dove c'è la Corte. Palleggio, tocco con un braccio e calcio di rigore per il CUS. Il fallo di mano di Leonardo e calcio di rigore per il CUS, che adesso sì che può riaprire la partita al 56esimo. Occasionissima per la formazione di Perrone. Corte. Non sbaglia il numero 8 dal dischetto e adesso sì che c'è un quarto d'ora da vivere in questa partita incredibile in cui lo Sporting Pallavicino ha praticamente dominato nel primo tempo. Poi alla lunga è venuto fuori il CUS, in particolare con la Corte, prima ha propiziato il gol dell'1-3, poi ha fatto rete nel calcio di rigore e adesso stava per mandare in porta Moglie, rimane giù. Qui la Corte, dicevamo, tra i protagonisti in assoluto. Viene ammonito Leonardo per fare una tripletta per il fallo commesso su la Corte. Un po' di nervosismo in campo ci sta, visto adesso il divario minimo tra le due squadre. Da una parte lo Sporting Pallavicino che cerca di resistere all'assedio del CUS, dall'altra il CUS che vuole chiaramente completare la rimonta. Sul pallone Billecci. 10 come la posizione vostra in classifica, dai. Non è che fa Va Billecci col sinistro, viene allontanato il pallone e riparte in contropiede lo Sporting Pallavicino con Ruffolo, bravo Di Benedetto in chiusura. Lascia scorrere Guglielmo. Sembra esserci un cambio per lo Sporting Pallavicino. Vediamo se adesso o dopo il rinvio. C'è Boatta, la battuta fa salire i suoi compagni di squadra, numero 4. La Spina sbaglia la misura, Leonardo prova a arrivare sul pallone, spintona l'estremo difensore avverso. Attenzione perché Leonardo è già ammonito, viene fischiato fallo e dunque calcio di punizione per il CUS. Qualche protesta da parte della squadra in maglia bianca che probabilmente voleva la doppia ammonizione per l'attaccante che sta fin qui decidendo la partita. 60° minuto, 2-3 tra CUS e Sporting Pallavicino. 10 minuti da vivere
in questo finale di partita entra Doka con la maglia numero 16, esce Gallo con la 5. L'Aspi me lo fai un favore, l'Aspi. L'Aspi me la mandi in bagno, l'Aspi. Me la mandi in bagno. Grazie, batti, tocca a me. No. Marco, Marco, Vitrano, Turci, lancio lungo per Moje che sbraccia ma non commette fallo. Lo Bianco, Leonardo sbaglia il controllo, la Corte è di spalle, si gira e manda Moje. Attenzione a Moje che è tutto solo ma è anche in posizione di fuorigioco. Netto era al di là della linea. Numero 18 che aveva battuto sì Guglielmo, ma era fuori gioco. Bileci, la Corte, punta alla spina, si allunga troppo il pallone. Attenzione allo Sporting. Turci ferma tutto. Di Benedetto. Accelera il Cus. Sollena. Bileci. Finta. Ancora altra finta. Ma il gioco era fermo. Per un fallo in attacco commesso dal Cus. In realtà no, il direttore di gara ridà il pallone alla formazione in maglia bianca con Gowa che trova la conclusione da lontanissimo. Blocca centrale Guglielmo. 63esimo, 2-3 tra Cus e Sporting Pallavicino in questa che è la 25esima giornata del girone B del campionato Under 15 regionale. Turci lascia, anzi copre l'uscita di Anzalone. Lo Bianco. Barcellona va da Runfolo che è circondato da maglie bianche, passa comunque Runfolo che poi va da Leonardo, trattenuto, non c'è fallo. Secondo il direttore di gara, adesso partita un po' nervosa, è rimasto giù anche Billeci e Anzalone mette il pallone fuori. Nella precedente sfida tra numeri 10 ha avuto la peggio quello del Cus che è rimasto giù. Il prossimo turno di campionato il Cus sarà ospite del Concadoro Monreale, mentre lo Sporting Pallavicino giocherà contro il Palermo, capolista del girone B del campionato Under 15 regionale. Ancora giù Billeci. Se 30 più recupero allo scadere. Recupero che sarà abbastanza lungo visto l'infortunio di Carpino, Pallavicino. Alla testa si alza il vento, fuori Leonardo, dentro Spataro con la maglia numero 15.
questo finale di partita. Goa sbaglia il tocco, Nicoletti punta alla corte, scarica per La Spina che manda, nuovo entrato Spataro che però non può arrivare e dunque Anzalone. Rilancia Anzalone, Doca, l'ultimo tocco è il suo, rimessa laterale per il Cus. Villelci, Di Benedetto, cross, la corte, Sombrero prova a passare sulla Spina che poi allontana. Assedio finale per le speranze del Cus. La corte sbaglia il tocco, La Spina, Goa, ancora la corte in tackle, poi imbucata per Santoro che però non arriva, controlla Guglielmo e con tutta calma si appresta a rimettere il pallone in gioco. Viene spintonato Nicoletti, guadagna fallo, guadagna secondi e metri preziosi per questi ultimi attimi di Cus contro Sporting Pallavicino. Boatta, rilancia Boatta, c'è Vitrano ma anche Turci che svetta più in alto di tutti e mette in calcio d'angolo. Il discorso è sempre quello, lo Sporting guadagna metri, secondi. In questo finale di partita ha bisogno di un ultimo episodio il Cus per riagguantarla. Calcio d'angolo Sporting, Nicoletti alla battuta, cross, stacco di testa, pallone che rimane lì, lo legge bene Anzalone che a differenza del collega apparecchia fretta e manda la corte nella metà campo avversaria. Goa complica la vita ad Antoni. Due minuti e mezzo più recupero al triplice fischio d'Antoni. Si accontenta della rimessa laterale. La corte sbaglia lo stop. Goa col destro prova ad inventare chiusura. Luffolo, Lo Bianco. Adesso è un po' leggero lo Sporting in avanti. Ne approfitta il Cus. La corte. Ultimi due di partita. Moie non stoppa bene. Spataro, via Spataro con una giocata contropiede Sporting Pallavicino. Spataro, il movimento di Gambino, perde il pallone nel 15. Dunque Turci non trova nessuno. La corte contro Nicoletti. Passa l'11. Spataro poi sbaglia il passaggio. La Spina, rimessa laterale per lo Sporting Pallavicino. La corte salta La Spina, la corte entra dentro al campo, palla al piede, la corte ce l'ha sul destro, lo libera
risponde presente Guglielmo. Squillo Cus con la corte che se n'era andato, ha poi calciato sfruttando il vento a suo favore. Si è disteso Guglielmo e ha parato. Grande opportunità per il Cus al 70° minuto. Calcio d'angolo, Moglie di testa, direttamente out. Calmo, calmati! Altro cambio per il Cus. Poi la segnalazione del recupero. Per l'ultimo assedio della squadra di Terrone. Sorta di blocco, Moglie passa la corte in mezzo a tre, circondato, atterrato, calcio di punizione per il Cus. Si infiamma la partita con la corte che guadagna questa punizione. Tra il nervosismo generale si becca anche il cartellino giallo, il numero 8 viene spinto da D'Antoni, allontanato dal calvario che si è creato con il calcio di punizione. Sulla palla c'è Vitrano, ma c'è anche Villeci. Vediamo chi calcia verosimilmente verso la porta di Guglielmo, che poco fa si è reso protagonista con un intervento sulla corte che ha tenuto lo Sporting avanti fin qui. 72esimo, va il capitano, deviazione della barriera e pallone che scivola in rimessa laterale. La Spina viene incontro Spataro, poi La Spina cambia gioco ma non c'è nessuno e dunque D'Antoni appoggio, Anzalone, la corte, Abate, attenzione alla palla per Runfolo, Vitrano arriva prima di lui, poi Turci, in buca per Santoro, troppo corto il suo passaggio, ancora Turci, non trova però nessun compagno e dunque Boatta allontana Vitrano di testa. Ultimi scampoli di partita, fallo e punizione Cus per l'ultimo assedio. È finita! Quanto è il recupero? L'ha chiamato il recupero. Tempo regolamentare è finito. È finita? È finita! La corte, Nicoletti, fallo di La Corte, si gioca per il vantaggio, contropiede Sporting Pallavicino, Lo Bianco in buca per La Spina, La Spina, ritorno di Moglie che lo butta giù, La Spina guadagna calcio di punizione ma soprattutto guadagna metri, secondi preziosi per questo finale di partita, cartellino giallo per Moglie. Quando siamo al 75esimo, quindi già oltre 4 rispetto al tempo regolamentare, calcio di punizione, sul punto di battuta ci sono Lo Bianco e Runfolo, uno in barriera, anzi 2 per Anzalone.
prende il fischio, che arriva adesso. Da Bianco tocca il pallone, Runfolo va sulla bandierina a proteggerlo, ma non guadagna rimessa. Poi tocca un braccio da parte di Bianco, che viene ammonito per aver fermato la ripartenza del CUS, che adesso prova a distendersi per una delle ultime opportunità della partita. Lancio lungo a cercare Vetrano, non può arrivare il 19. Blocca dunque Guglielmo, che senza alcuna fretta rimetterà il pallone in gioco. Nicoletti, Runfolo, prova ad andare via, viene atterrato, non c'è fallo, quindi Tucci alza il pallone per Spataro. Sì, era arrivato il fischio in occasione del fallo commesso su Runfolo. La prossima Boatta lancia, direzione bandierina, Turci di testa, Goa cerca la corte, Lo Bianco prima di lui, sbaglia il tocco Lo Bianco, attenzione a Vetrano, Vetrano entra in aria, Vetrano, chiusura impeccabile di Abate, che mette in calcio d'angolo, se n'era andato Vetrano. Una delle ultime palle gol dunque della partita per il CUS. Corner sul primo palo, resta lì la sfera, in qualche modo Boatta, poi Nicoletti allontana più lontano possibile e innesca il contropiede dello Sporting. Attenzione a Spataro che va dalla Spina, la Spina fuori gioco, pescato in fuori gioco, ma Spataro doveva servirlo prima, arriva adesso il triplice fischio del direttore di gara. Lo Sporting Pallavicino batte il CUS per 2-3 e centra l'8ª vittoria consecutiva del proprio campionato. Un ringraziamento per averci seguito da Nicolò Cilluffo, è davvero tutto per la 25esima giornata di campionato. Lo Sporting Pallavicino batte il CUS 2-3 grazie alla tripletta del suo attaccante Leonardo. Paolo, ti aiuto io, combattete!